Buonasera da Oca Marina, frazione di Taglio di Po, Fiera di San Luigi, un successo che si ripete da 41 anni. Ascoltiamo la presidente del comitato Fiera, Giorgia Marangon. Come sta andando? Per noi sta andando alla grande e abbiamo fatto un primo weekend col pienone e il secondo sta proseguendo benissimo. Tantissimi volontari, tantissimi giovani quest'anno, quindi è motivo di orgoglio avere tanti giovani nello staff e tantissima gente da tante parti del Veneto, c'è chi è venuto da Venezia, da Verona, da Rovigo. Questa sera abbiamo delle persone addirittura da Milano, i peri che si sono fermati qui alla Sagra e quindi questo ci fa solo che onore e che orgoglio. Grande Giorgia, complimenti a tutto lo staff. In quanti siete? Siamo circa 60 persone tra adulti e bambini, abbiamo anche molti bambini che ci aiutano. Fiera di San Luigi è una cosa ormai consolidata, ogni anno vi ripetete in maniera straordinaria e che dire, bravi, perché fare queste cose qua non è facile. Io ringrazio tutto il mio staff e tutte le persone che sono venute a trovarci e che verranno. 41 anni di Sagra quest'anno. Milanese, cosa ci fai qua? Trasferito per sempre. Allora, lui è un milanese ormai adottato per noi e quando finirai il tuo documentario tu sentirai la nostalgia e verrai ad abitare qua. Può essere, o inventerò un altro film per poter continuare a stare qua. Bravo, ciao! Ciao! Sunshine, one of the best atmosphere. 95 degrees, you know we no care. On the beach we have free.